premessa va fatta, perché rispondere sì o no non vuol dire la propria opinione, spiegare cos'è il piano di assetto del territorio e dare una visione strategica, pur essendo questa, cioè, può piacere o no, ma è un punto di vista, è una posizione, e rispondere sì o no non c'è assolutamente nulla. Pertanto, se partiamo dal quadrante, io devo dire che il quadrante di Tessera è per noi un'occasione di sviluppo di questa città. È un'occasione di sviluppo ed è compatibile con il resto delle previsioni previste dal patto. È sicuramente un'opera importante e che ha il suo impatto, però si colloca lì dove rispetto a un obiettivo che è presente in tutti i piani urbanistici dal 98 in poi, dal 99 in poi, di cercare di spostare in questa regione il baricentro socio-economico, per cui le opportunità per residenti e imprese il più vicino possibile alla Gronda Lagunare, sulle aree che sono quelle di Porto Marghera e sulle aree vicino ad altre grandi infrastrutture di trasporto, che come quella che è l'aeroporto di Tessera, che tutti sanno prima del 2011, dell'11 settembre, che tipo di previsione aveva di dimensionamento. Dall'11 settembre in poi, con l'11 settembre ridimensionato, ma che in tutti i piani sovraordinati, dà in posizionamento, cioè in aumento come posizionamento, come possibilità di sviluppo. Pensando a quell'aeroporto oggi come un aeroporto che quasi esclusivamente fa trasporto passeggeri, ha sviluppato pochissimo trasporto merci verso altri aeroporti. E collocato, ripeto, parliamo di Marghera, parliamo del quadrante di Tessera, in una logica che ha visto questa regione e questa area parlare di area metropolitana e Patreve quando si parlava di area metropolitana, cioè la zona che comprende Padova, Treviso e Venezia, e che alla fine si è fermata alla Padova e Treviso, cioè ha collocato tantissime attività produttive medio-piccole in quella zona e pochissime attività produttive nella zona più infrastrutturata, creando poi degli eccessi di infrastrutture, cioè degli eccessi d'uso delle infrastrutture minori che erano presenti in quella parte, dove la politica poi ha investito. Pensiamo come si è infrastrutturata dal punto di vista viabilistico Padova recentemente, ha investito in zone diverse da quelle dove in realtà era logico investire, per favorire i trasporti sul Porto Marghera, cioè le connessioni sul Porto Marghera, e quello che alla fine era incompiuta, cioè il fatto di avere un pezzo di autostrada che arrivava fino all'aeroporto di Tessera e non c'era in realtà la ferrovia, intesa come inizialmente SFMR. Dopo ritornerò sull'SFMR perché è straordinariamente importante che l'SFMR sicuramente arrivi all'aeroporto di Tessera. Sulla TAV è tutta una discussione aperta, anche se ritengo che la nuova stazione TAV in aeroporto, se la TAV si deve fare, è un'opportunità che passi in questo territorio, perché se non deve passare in questo territorio è bene che non si faccia nel nostro territorio una TAV, cioè una stazione a rete, perché allora sul serio, cioè, no, a questo punto è opportuno che si faccia un altro tipo di scelta, cioè un dimensionamento delle infrastrutture ferroviarie diverso, un'alta capacità, una possibilità di far passare più treni, per cui più merci, più trasporto pendolare, e anche treni a una velocità, visto che hanno le linee da percorrere elevata, ma che non è fisicamente alta velocità, cioè linea dedicata a alta velocità. Ma se ci deve essere, è bene che passi che colleghi una grande infrastruttura come quella dell'aeroporto con il resto dell'Europa, tenendo presente che l'hub, cioè che nei piani dell'ENAC l'aeroporto di Venezia è ancora considerato, cioè è previsto che diventi aeroporto intercontinentale assieme a Fiumicino e assieme a... Quindi sintetizzando, perché andiamo alle infrastrutture, sì alla TAV dell'aeroporto se TAV deve essere, sì all'aumento di cubatura perché è un'opportunità, per il PD è un'opportunità di sviluppo per la città e per la città metropolitana. Sì. Ok, quindi no a tornare al vecchio piano. Sul lagunare.
Allora, qua io ho una posizione che è personale, nel senso che non se n'è discusso fino in fondo. Ci ricordiamo che in campagna elettorale, sulla campagna elettorale è stato detto sostanzialmente, cioè, capiamo il fatto A dove atterra la sulla lunare, perché è una parte, sì, è un termine tecnico, dove atterra la sulla lunare perché è una parte della città che oggi è fuori, è comunque esterna a quei flussi che la occupano. Questo non è ancora stato fatto, è vero che c'è un deficit di partecipazione, in generale in tutte le opere proposte da questi proponenti c'è un deficit di partecipazione. Per quanto mi riguarda, per quello che conosco, ma è una posizione personale, io non sono assolutamente favorevole alla sulla lunare intesa così come hanno presentato un'opera da 1 miliardo di euro che trasporta un numero di persone minore di quello che si fa pensare, cioè tutti pensano a un imbuto che porti chissà cosa, in realtà per come è pensata non è. Certamente però la logica del collegamento di quella direttrice si invece, quella va sviluppata. Dopo, se alla fine nella discussione in città, nel ragionamento che si mette in piedi, si dimostra che invece quello proposto è la cosa migliore, no? E la fiscalità italiana complessiva se ne prende carico, come se ne dovrebbe prendere carico di tutta la manutenzione di questa città, allora sono anche pronto a cambiare idea. Per come l'ho vista fino adesso e per come mi è stata partecipata fino adesso, non sono in grado di esprimere un parere favorevole assolutamente. Però è una posizione, ripeto, personale e alla fine in tutti i passaggi che abbiamo fatto mi pare che non si sia andati oltre a nominare questa sulla lunare, ma vedere effettivamente che cos'è un po' meno. Standard pubblico. Beh, qui sinceramente se noi dipende cosa vogliamo pensare come numero di cittadini equivalenti, perché se il numero di cittadini equivalenti sono 20 milioni di turisti, non ci siamo, è impossibile. Quanto è testato il COSES? 50.000 in più al giorno? Beh, io penso che questo PAT, una delle cose che viene un po' contestata è il dimensionamento, no? Il fatto di arrivare a pensare a una città da 350.000 abitanti, con una quota di questi abitanti considerati residenti, ma non l'anagrafe sostanzialmente, che dormono, vivono in questa città per un motivo, ma non è una percentuale che va verso 70.000, 70-80.000 persone. E certamente se ci capiamo su quali sono gli standard, cioè, non è che posso pensare di dimensionare che una persona che viva qui, che decide che fruisce della città, non possa poi non avere degli standard. Certamente se è una persona che ha bisogno di un asilo sarà persona che risiede e che cerca insomma questa soluzione. Sì, non caricare solo sui residenti. L'ospedale è una cosa però che indipendentemente da quanto diremo noi con il PAD, perché è una discussione che va aperta, no? Cioè, soprattutto in centro storico il continuo cedere di posti letto e di funzioni per ragionare a una città non bipolare, ma una città unica, è sicuramente un impoverimento e per i cittadini, gli abitanti equivalenti del centro storico è sicuramente un problema. Però, ribadisco, gli standard per gli abitanti dimensionati del PAT, sul PAT ci sono. Quindi va bene così come sono dimensionati. Rispetto agli interventi, si interviene per riqualificare aree urbane esistenti o ci ampliamo il PAT ha delle aree, le due aree più importanti, tre aree insomma, una che sono 40 Tessera di espansione, diciamo, e la stazione di Mestre sono comunque due ragionamenti che stanno insieme. La stazione di Mestre è sicuramente un impulso a riqualificare quell'area di Mestre, del centro di Mestre, che oggi è vecchia e vicina a una stazione, che come tutte le aree vicina a una stazione è vecchia, inevitabilmente vanno verso un degrado, un utilizzo da parte un utilizzo residenziale insomma di bassa qualità.
quello che si chiede al PAT è descritto attraverso il credito edilizio e la perequazione, è proprio rivolto alla residenza a migliorare il centro urbano di Mestre. Cioè, abbiamo ormai costruzioni che hanno 50-60 anni per lo più, venute su con un'assenza di fatto di piano regolatore, cioè con un piano regolatore all'epoca con delle regole minimali che hanno permesso la costruzione senza criterio, di qualità. L'ideale sarebbe trovare la sintesi. No, quello che noi con questi due, con la perequazione si chiede è proprio la riqualificazione, cioè trovare, e qui è interessante la domanda se la pianificazione deve essere completamente pubblica leghiamoci alla o anche privata, quindi per certe situazioni, se noi pensiamo che se vogliamo rifare una parte di un quartiere, spostare della residenza per costruire nuova residenza e pertanto serve ad esempio un quartiere parcheggio dove spostare, come c'è sempre grandi città, è evidente che questa cosa qua è un'operazione talmente elevata che quando tu vai a parlare di piano di interventi con questa idea qua, se non c'è l'intervento del privato è difficile con questi casi di luna che il pubblico riesca completamente a farlo. Certamente se si credesse veramente la priorità, e noi ci crediamo, proprio le risorse sono quelle che sono, ma cioè le risorse che tu puoi avere sicuramente dovresti mettere su questo tipo di intervento, perché solo così riesci a sviluppare completamente il piano, e cioè a far ritornare a risiedere in centro Mestre, nell'abitato di Mestre, chi oggi è uscito ed ha cercato residenza in un perimetro limitrofo, che però oggi va in sofferenza per il fatto che sempre di più si cercano servizi, qualità urbana, e questo la trovi sempre di più dove ci sono agglomerati importanti. Nel caso specifico del Lido, che è un po' il simbolo di una delega abbastanza bianca che è stata fatta, si può recepire nel PAT quello che è stato deciso in questo modo. Ormai è andato di fatto, c'è il Palazzo del Cinema. Il PAT è costruito dalla legge generale di 11 con delle caratteristiche che noi non possiamo inventarci, sono fissate. Gran parte del PAT che voi vedete è consolidato, cioè quello che è il piano regolatore attuale, che diventa piano di interventi una volta che viene votato. Quello che è stato votato, passato dal commissario del Lido, di fatto oggi è già variante, cioè è già una cosa che si consolida, che è consolidata. Per cui io posso dire assolutamente che va superata la logica commissariale. Va superata la logica commissariale. Se qualcuno mi dice l'ospedale al mare, se mi dice l'ospedale al mare, si torna indietro sull'ospedale al mare, sulla modifica fatta sull'ospedale al mare, no, non si può dire che supera. Ma non perché non lo voglio, io dico, ma bello, torniamo a dire perché di fatto quella è già una cosa fatta dal commissario, dal commissario. Diversamente, altre situazioni che esistono nella cultura di arrivare oggi, soprattutto nella cultura politica, di estendere il potere del commissario e le possibilità di istituire commissariamenti, quello va superato assolutamente, e va superato non solo per dire la pianificazione in mano al comune, ma anche, dicevo a qualcuno stamattina, che il comune deve dotarsi di percorsi di partecipazione. È una cosa non facilissima, ma è un percorso culturale che va assolutamente seguito. Sì, finiamo rapidamente. La Darsena per il PD è un'opera privata ormai acquisita al pubblico o no? È un'opera che, ripeto, nelle questioni commissariali esiste ed è presente. Per quanto ci riguarda deve avere assolutamente tutto lo studio necessario di impatto ambientale, che è una cosa del genere, e anche un ripensamento rispetto alla dimensione e alla collocazione. Io mi auguro che da questo punto di vista il nostro sindaco, che è anche esperto di vista, una persona informata assolutamente, si metta in maniera a rivedere insieme ai componenti la cosa. Però c'è un dato di fatto: la Darsena è, assieme al pacchetto ospedale al mare, è uno dei dati di così, cioè urbanisticamente. Grazie a Claudio Borghieri.